Quando diciamo Giampaolo Minnucci ovviamente pensiamo a Varenne, ma oltre a ripercorrere le vittorie che adesso ci dirai e entreremo nel dettaglio, com'è stato proprio il tuo primo approccio con Varenne, quando l'hai visto, le emozioni che ci sono rimaste? Una cosa è certa, che questo cavallo mi ha colpito sì dal primo giorno, quando io e Iori Turia, l'attuale training del cavallo, siamo andati a vederlo, ci passavo davanti, siamo rimasti fulminati, ci siamo girati uno vicino all'altro, abbiamo detto ma il cavallo è questo. Noi avevamo già comprato parecchi cavalli lì da Champion Dubois, uno su tutti era Vogliante, l'avevamo comprato per la scuderia di Luciano Moggi e Franco Zavaglia 10-15 giorni prima. Pensavamo noi di aver comprato il campione, ma invece il campione era quello che stava passando in quel momento. Poi ce ne sono state tante, il cavallo già era stato comprato, è stato portato indietro e aveva a tutt'oggi un chip. Forse è stata la fortuna di Giampaolo Minnucci comprare un cavallo, e di Enzo Giordano naturalmente, parlo in prima persona, e di comprare un cavallo del genere per il semplice fatto che il cavallo non era sano. Parliamo delle vittorie, cosa ti è rimasto e soprattutto anche come si crea il feeling con i cavalli. Questo è un aspetto che mi interessa molto. Le vittorie adesso è difficile elencarle, perché io dico il cavallo, o forse magari abbiamo vinto in tutto il mondo, e abbiamo 2 o 3 di tutto, e ci sono vari momenti, vari palcoscenici che naturalmente vanno un pochettino più a memoria. Sai, l'Amérique è la corsa europea, i francesi hanno sempre quel modo di vederti dal basso verso l'alto, e vincere lì, e naturalmente con cavalli indigeno dopo 50 anni, un cavallo venduto da Jean-Pierre Dubois, che insomma sappiamo tutti quanti chi è. Quella è una soddisfazione che va veramente sopra le righe. Non è una soddisfazione, quello è un godimento proprio, una cosa che se ti dicono quando vuoi morire, ecco, muoio oggi e lasciamo perdere. E poi ce ne sono tante altre, come le elitroppe davanti a un pubblico non indifferente, un pubblico di casa, vedete, di Iuri Turia, battere un certo Victory Tilly, andare a destra dopo 800 metri, a rivederla sembrava una cosa da pazzi, però bisognava sapere e avere la considerazione ben perfetta di quello che avevi sotto un cavallo del genere. Poi l'America, come dicono i vecchi, l'America è lontana, per noi è stata sempre più vicina. Andare in America, vincere una corsa del genere, la British Crown, facendo il record mondiale, battendo cavalli americani con un figlio di un cavallo americano da loro snobbato, Waikiki Beach. Ma la competizione tu come la vivevi? Avevi molte pressioni, è vero che c'era molta attesa, vorrei capire proprio tu che sensazioni hai prima delle corse. Ma sai, io ho sempre detto che Varenne a me mi ha forgiato molto probabilmente anche come carattere. Io sono un carattere molto, non dico freddo, però ragiono al momento quello che deve succedere. Diciamo che la freddezza fa parte di me, anch'io ho delle emozioni, che sia ben chiaro, però magari vengono retribuite in un modo diverso, riesco a essere molto più glaciale in determinate situazioni, e indubbiamente Varenne arrivando a me non mi ha dato in quel momento, come possiamo dire, una sensazione diversa, nel senso che mi ha trovato inaspettatamente fuori gioco. Ero già consapevole di quello che stavo facendo, e quello ti forgia moltissimo. Poi dopo Varenne ce ne sono stati tanti altri di Gran Premi vinti, tante altre corse disputate e fatte, e lì naturalmente ti porti un bagaglio personale che naturalmente ti ha dato un cavallo come Varenne. Altre vittorie che ci sono rimaste impresse, parliamo adesso del dopo Varenne. Ma guarda, io direi una vittoria che mi è rimasta impressa, diciamo una su tutti, Sugar Ray, il derby italiano del trotto, il primo fatto all'ippodromo della Capannelle, un cavallo outsider. Poi ce ne sono tante altre. Che significa le prime corse in carriera, la prima volta che ho vinto veramente in carriera con un cavallo di scuderia a Roma. Io sono nato a Roma, sono di Roma, la mia famiglia Francisci è una famiglia storica per i cavalli,
abbiamo sempre mangiato pane e cavalli, ma d'altronde penso come un po' tutti quanti noi che lavoriamo in mezzo a questo contesto. A proposito degli inizi, facciamo molti passi indietro, parliamo proprio di quando hai capito che questa sarebbe stata la tua strada. A scuola non mi andava ad andare, mia madre mi voleva per forza in tutti i modi farmi andare a scuola, sai quando poi dopo non ti va, poi vedendo mio nonno Aurelio Francisci, mio zio Umberto Francisci, il fratello di mia madre, che avevano la scuderia, io già capivo che dovevo andare lì e ancora non ero bene orientato. Poi dopo naturalmente a casa tutti quanti, il gentleman già c'era, che era mio nonno, un gentleman con i fiocchi, e naturalmente ho intrapreso quella da professionista, era molto più facile, già avevamo dei cavalli della scuderia e devo dire che all'inizio non è stata tanto semplice, è stata dura perché la vittoria che magari pensavo che arrivasse subito, scegliendomi i cavalli, questa vittoria non veniva. Tant'è vero che non ho vinto con cavallo di scuderia nostra, ma con cavallo di scuderia di Carmine Colasanti, un allenatore dell'epoca. Sono andato avanti per tantissimi anni e dopo lì c'è stato, diciamo, l'incontro fatuale, quello con Iori Turia. Da questo connubio lui allenava, io guidavo, è nata una nuova coppia che è rimasta per sempre. Alle nuove leve, cioè ai giovani driver, tu che consigli ti sentiresti di dare, visto che comunque è un lavoro impegnativo, tanti sacrifici, se hai qualche consiglio da dare? Ma guarda, adesso siamo in un'era molto diversa, non credo che ci siano dei sacrifici come quelli che abbiamo fatti noi o quelli prima di noi. Piano piano che si va avanti diventa sempre tutto più facile, tant'è vero che vedo dei ragazzi che hanno 18-19 anni, guidano in una maniera esemplare, mi sembrano dei consumati driver professionisti senza stare a fare dei nomi. E da insegnare a loro oggigiorno c'è solamente l'esperienza, è l'esperienza che poi dopo ti porta a una certa maturità mentale nel momento che tu vai in corsa, al momento giusto, nel posto giusto, perché poi intendiamoci, oggi io credo che prima serve il cavallo e poi il guidatore, perché intanto all'epoca i guidatori facevano la differenza, oggi un po' meno, serve veramente il cavallo. Però devi stare al momento giusto, nel posto giusto.